insomma, molto brevemente. Effettivamente, probabilmente Bersani ha scontato colpe non sue, che sono in realtà colpe di una generazione a cui inevitabilmente lui è stato associato, e dall'altra una difficoltà a rendere molto, molto efficaci, molto precisi e puntuali alcune scelte che abbiamo fatto, ma che in qualche caso non siamo riusciti a comunicare la necessaria, diciamo, freschezza, razionalità, soprattutto in alcuni territori. Dall'altra, devo dire, proprio partendo dall'intervento di chi mi ha preceduto, appunto di Fioroni, che noi, se siamo consapevoli come siamo, io credo che l'azione che è stata compiuta immediatamente dopo il voto abbia voluto inserire quell'accelerazione obbligatoria e doverosa a un cambiamento nella politica italiana di cui noi siamo, lo eravamo anche prima, ma non siamo stati purtroppo nell'ultimo periodo recepiti più così, ma siamo assolutamente l'attore principale. Vogliamo rioccupare una scena che è nostra, che lo è stata nostra dal momento in cui abbiamo deciso coerentemente di fare le primarie, per la scelta del candidato premier, ma poi anche per la scelta di larga parte dei nostri parlamentari. Oggi la rioccupiamo per dire una cosa molto importante, che quello che è avvenuto negli anni di piombo e che si è chiamato terrorismo e ha visto insieme una larghissima parte della società politica italiana, insieme con le rappresentanze sindacali e con le rappresentanze delle imprese, oggi deve avvenire con una chiamata in correo di un arco costituzionale che non può vedere esclusi il Movimento 5 Stelle, perché loro, come noi, a prescindere da differenze che ci sono e che obbligatoriamente ci saranno, rappresentano e devono rappresentare oggi quella parte di politica che intende guardare in faccia la realtà, non fare sconti, trovare le soluzioni, mettere in fila con gli 8 punti, lo abbiamo fatto in maniera precisa e puntuale, le soluzioni per un Paese che è in emergenza economica e morale. Se prima c'era il terrorismo negli anni di piombo del 70 all'80, oggi c'è il terrore, basta parlare con la gente, la fragilità di un sistema, non solo economico, la fragilità di chi non trova lavoro, lo sappiamo, il 38% e oltre dei giovani, ma sappiamo anche quanto, come dire, l'intero sistema produttivo italiano sia in difficoltà. Quando prima ho sentito parlare di decrescita, ho capito che noi, anche al nostro interno, dobbiamo chiarirci. Perché, vedete, se le associazioni di categoria delle imprese fanno i convegni sulla decrescita, se una realtà come l'Unione, per esempio, delle Confindustrie del Veneto, ha messo da 2 anni in moto un ragionamento sul BIL piuttosto che sul PIL, forse la politica è il caso che si interroghi su alcuni elementi che per noi sono sempre stati, come dire, delle frontiere sulle quali non si interveniva, perché ci pareva potessero essere degli attu, insomma, dei totem, qualcosa di cui non discutere. Quello che oggi ci chiedono, per esempio, in alcuni luoghi come la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, il Veneto da cui provengo, è per esempio di dare dei segnali chiari rispetto alla macchina burocratica. La burocrazia è stata ritenuta da un sondaggio della realtà delle imprese il primo problema superiore come dimensione al problema fiscale. Il primo problema, la sburocratizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire dematerializzare una macchina pubblica che è diventata infernale. Vuol dire delegiferare, perché non possiamo essere inconsapevolmente il paese con il maggior numero di leggi in Europa, ma ai noi con la maggior quantità, come diceva Ainis, il costituzionalista, 64.000 deroghe a quelle leggi per ragioni spesso non dichiarabili e che hanno a che fare con una profonda ingiustizia che si è creata nel Paese, con alcune lobby più potenti delle altre che hanno ottenuto ciò che volevano, anche se in misura assolutamente minoritaria dal punto di vista numerico rappresentativo. Ecco perché quando parliamo di sburocratizzazione in realtà parliamo anche di una vera democrazia. Parliamo anche della corruzione, lo dicevo ieri sera. La sburocratizzazione e la corruzione sono 2 lati della stessa medaglia, perché vogliono dire rendere trasparente una macchina amministrativa, vogliono rendere giustizia di un sistema di regole che deve essere percepito così dai cittadini e dalle imprese di questo Paese.
Ecco perché io credo che quello che noi stiamo vivendo oggi sia quello che Václav Havel, indimenticato presidente della Cecoslovacchia, ha dichiarato 2 giorni dopo la caduta del muro di Berlino. Ha detto: noi avevamo una porta socchiusa e pensavamo che quella porta sarebbe rimasta socchiusa per molto tempo. In realtà è arrivato un vento forte e l'ha spalancata. Adesso non ci resta che tenerla aperta. Ecco, io dico che quella porta si è aperta con il 25 di febbraio. Noi siamo artefici di quell'apertura, non dobbiamo avere timori, non dobbiamo avere nessuna difficoltà a concepire un dialogo su tutti i temi, senza preclusioni, con razionalità, con avvedutezza, con saggezza, ma anche con il coraggio che ci compete, e quindi andiamo avanti tenendola aperta, perché quella porta ci potrà portare delle opportunità straordinarie per questo Paese e anche